Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Con il primo caffè al bancone, dopo molto tempo i friulani ritrovano il ritorno alla normalità. Il Friuli Venezia Giulia con Sardegna e Molise da oggi in zona bianca. Il presidente Federica chiede l'attenzione dovuta e insiste sulla campagna vaccinale per evitare che a fine estate accada quanto successo l'anno scorso e aggiunge: se ci sono misure condivise la gente le rispetta, mentre elude le regole giudicate incomprensibili. Con il rito del caffè sorseggiato nella tazzina in ceramica al bancone del proprio bar preferito, molti cittadini del Friuli Venezia Giulia questa mattina hanno salutato il passaggio della regione in zona bianca. Si assapora il ritorno alla normalità con l'apertura di fatto di tutte le attività rimaste ferme per mesi e con l'abolizione da oggi del coprifuoco. Approfittiamo di questa opportunità di riapertura, ma con l'attenzione dovuta e con la prospettiva di continuare una campagna vaccinale poderosa, perché non potremo permetterci di trovarci a settembre nella situazione dell'anno scorso. Lo ha detto il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, questa mattina a Radio 24. Il governatore ha ricordato come il Friuli Venezia Giulia sia stato duramente colpito dalla pandemia a marzo tra la seconda e la terza ondata. Oggi invece, ha detto, vedo una situazione in netto miglioramento con un abbassamento di contagi rilevante dovuto sicuramente alla campagna vaccinale. Ma cosa cambia con il passaggio in zona bianca? Nei bar e nei ristoranti sarà possibile consumare anche all'interno dei locali, senza più il limite dei 4 commensali per tavola, ma garantendo il metro di distanza e nel rispetto della capienza massima. Via libera anche al caffè al bancone. Per i buffet resta l'obbligo di somministrazione da parte di personale incaricato, salvo che non si tratti di prodotti monodose confezionati. Ritornano in attività le piscine al chiuso, riaprono parchi tematici e di divertimento. Semaforo verde pure per le cerimonie all'aperto e al chiuso, con l'obbligo per i partecipanti di Green Pass. Possono essere nuovamente programmati fiere, congressi, convegni, sagre, eventi sportivi aperti al pubblico. Riaprono sale giochi e scommesse, sale bingo, casinò, centri culturali, sociali e ricreativi. Via libera anche ai corsi di formazione. Manca al momento la data a partire dalla quale sarà possibile ballare nelle discoteche, che ora possono operare solo come bar e ristoranti. Rimangono gli obblighi di mascherina, distanziamento, attenta igiene delle mani e areazione e sanificazione dei locali chiusi. Se qualcuno crede che dobbiamo tenere chiuso tutto, l'alternativa sarebbe veramente l'elusione da parte della gente e non il rispetto delle regole. Così il presidente Fedriga, convinto che la battaglia si vinca con il coinvolgimento dei cittadini. Se ci sono misure condivise, spiega, la gente le segue e ci si difende a vicenda. Se le misure sono incomprensibili, la gente le elude. Come detto, in zona bianca ritorna la possibilità di gustare il caffè al banco dei bar, una piacevole abitudine ritrovata per diversi udinesi che questa mattina sono andati a fare colazione in città. Siamo andati a vedere com'è andata. Vediamo già gente che beve il caffè al banco. Beh, direi che l'entusiasmo è tanto, la voglia di stare al banco, di stare in compagnia è sicuramente un bel momento, una bella emozione finalmente. C'è stato più movimento anche grazie a questa possibilità. Assolutamente, sì. Poi oggi e domani comunque sono 2 giorni un po' calmi perché mercoledì è festa, tanta gente fa ponte, quindi c'è un pochino più di calma. Però sicuramente è un altro modo di lavorare, c'è più movimento, anche il sole ci aiuta. Una bella soddisfazione, gratificante, veramente buonissimo il caffè, caldo al banco perché chiaro essendo più caldo non ha l'aperto col freddo. Riprendere questa buona abitudine. Sì, esattamente, abbiamo la possibilità di poterci gustare un ottimo caffè qui al bar e c'è questa libertà, finalmente possiamo stare veramente, goderci bene il caffè. Ecco, loro l'hanno bevuto il caffè, tu lo stai assaporando proprio in questo momento. Bello al banco è tutta un'altra cosa. Sì, al banco è più caldo, più pronto, subito. Si sente il caffè che è appena fatto e quindi è più buono e ti tira più su, insomma.
Il caso De Monte è diventato nazionale con le interrogazioni depositate in queste ore nei due rami del Parlamento. Alla Camera, attraverso l'iniziativa dell'ex ministro della Salute deputata Dem Beatrice Lorenzin e della senatrice Dem Tatiana Rojc a Palazzo Madama. A farlo sapere in una nota è lo stesso Partito Democratico. È stato il PD ad inquadrare la sospensione della procedura concorsuale per la nuova guida della struttura operativa regionale dell'emergenza sanitaria, la SORES, del Friuli Venezia Giulia, e le voci sulla mancata vaccinazione del direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione di Udine, Amato De Monte, indicato alla guida della stessa SORES. Grazie ad una fuga di gas da Aiello del Friuli è stata scoperta una montagna di cocaina, ben 100 kg di polvere bianca che avrebbero potuto portare ricavi dallo spaccio quantificabili in 30 milioni di euro. L'attività ha origine da una chiamata di emergenza ai Vigili del Fuoco di Cervignano in relazione a una presunta fuga di gas all'interno di una casa abbandonata. Nello stabile i pompieri hanno trovato diverse bombole di gas incustodite, alcune taniche di benzina e documentazione contabile abbandonata. Da qui la chiamata alle Fiamme Gialle per risalire al proprietario dell'immobile. Sul posto sono recati i Baschi Verdi, che ha avviato un'ispezione approfondita grazie anche all'unità cinofila della Compagnia di San Giorgio di Nogaro. L'intera area appariva come un deposito e presentava materiale edile, oltre a vecchi arredi da bar. Nella confusione il giovane pastore tedesco delle Fiamme Gialle ha fiutato 5 scatoloni di cartone, all'interno dei quali sono stati trovati 100 pannetti di cocaina ben confezionati. Del ritrovamento è stato immediatamente informato il magistrato di turno. Al contempo i finanzieri hanno sequestrato lo stupefacente, l'intero immobile usato come deposito, avviando le conseguenti indagini indirizzate a identificare il responsabile, individuare l'origine della cocaina e soprattutto comprendere quale sarebbe stato il mercato di spaccio finale. Ancora rintraccio di migranti a Udine, alcuni sono stati identificati nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione capoluogo. Si tratta di cittadini pakistani, poi accolti all'ex caserma Cavarzerani. Questa mattina invece 90 stranieri, tra cui 5 minorenni di nazionalità per lo più pakistana, ma anche alcuni eritrei, sono stati rintracciati tra Viale Palmanova, Via Grado, zona Paparotti a Udine, dai carabinieri del Nord, della compagnia del capoluogo Fulano e dagli agenti della Polizia di Stato, delle volanti, della Questura di Udine. Sono stati tutti portati all'ex caserma Cavarzerani di Udine, avviati a triage e quarantena fiduciaria. Per gli under 18 è stata individuata una struttura per minorenni. Un uomo di 33 anni e una donna di 34, quest'ultima cittadina di origine indiana, entrambi residenti a Roma e con precedenti penali, sono stati denunciati per truffa dai carabinieri della stazione di Fagagna. Le indagini sono partite a seguito di una denuncia sporta da un uomo di 54 anni residente nel Friuli Collinare che aveva messo in vendita online su un sito specializzato una cucina a gas. I due malviventi lo hanno convinto in maniera fraudolenta a recarsi a uno sportello Postamat, facendosi accreditare su 2 carte PostPay la somma di 3.500 euro. Il jazzista triestino Enrico Rava, classe 1934, ha incantato il pubblico del Palamostre con il suo concerto inserito nel cartellone di Udine Jazz Winter 2021. Estratto dal concerto che Enrico Rava, trombettista, compositore e flicornista triestino, ha tenuto al Teatro Palamostre di Udine per Udine Jazz, festival sulla musica di improvvisazione in svolgimento sino al 31 maggio a cura dell'Associazione Culturale Euritmica. Sono 30 anni che il sodalizio udinese, presieduto da Giancarlo Vellicic, organizza questa rassegna. A dicembre 2020 avrebbe voluto celebrarne la ricorrenza, interrotta a causa dell'emergenza sanitaria, con un'edizione speciale denominata Udine Jazz Winter. Dopo ripetuti rinvii è finalmente arrivato l'agognato momento con le recenti disposizioni che consentono la riapertura dei teatri, seppure con capienza ridotta ed orari inusuali. Fra i protagonisti in scaletta ai 6 concerti, dopo l'apertura con dedica in prima assoluta a John Coltrane, ha fatto seguito la Special Edition di Enrico Rava, esibitosi con una super band di musicisti scelti fra quelli che gli sono stati vicino negli ultimi anni, con Francesco Bearzati al sax tenore, Giovanni Guidi al pianoforte, Francesco Diodati alla chitarra, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. Il repertorio, la rilettura dei brani più significativi della cinquantennale carriera di Enrico Rava, rivisti in un'ottica contemporanea. Considerato fra i jazzisti italiani
italiani internazionalmente più noti e inoltre fra i jazzisti italiani che hanno maggiormente contribuito a far emergere talenti, oggi musicisti affermati, quali Stefano Bollani, Gianluca Petrella, Paolo Fresu, Mario Ottoni ed Andrea Pozza. In Italia la nostra regione è quella in cui si legge di più e Pordenone è la provincia in testa, grazie a iniziative come Dedica, agli altri festival ed eventi sulla letteratura, alla parola scritta e l'incentivazione al dialogo. Ad affermarlo l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, intervenendo alla cerimonia di consegna del concorso Parole e Immagine per Isha Matar nell'ambito del festival Dedica. Basket, playoff di Serie B, Valcus Ionico Taranto gara 1, la Gestecco Web Cividale è stata combattiva ma troppo imprecisa. Troppo imprecisa, la Gestecco si impegna bene in difesa ma troppo spesso non concretizza in attacco. Prova solida degli ionici invece che cavalcano la verve del centro e si portano in vantaggio nella serie. Priva di Cassese la UEB inizia gara 1 con Rota, Chiera, Miani, Fattori e Battistini. I primi 2 punti sono di Rota che infila un jumper dal gomito destro, lo imita Fattori, poi i primi punti locali invece di Matrone. Difende bene nei primi 2 minuti la Gestecco ma difetta nella mira dalla lunga distanza, 0-4. Imprecisione in attacco che continua e Morici dà ai suoi il primo vantaggio subito equilibrato da Battistini. Il parziale interno dei secondi 5 minuti del primo quarto dice 15-4. Secondo periodo che inizia con un 1-2 ai liberi di Azran, una palla persa sull'asse Hassan Önen, ancora Matrone converte un assist di Stanic e Taranto vola a +7. Una monumentale tripla di Norma riporta i blu a -5 ma Duranti in penetrazione fa +7. I ragazzi del Pilla soffrono le penetrazioni di Morici, Azzardo ed è quest'ultimo ad Eralcussi il +9 al 15°, punteggio che rimane inchiodato fino al 19°, poi il 10° punto OEB nel secondo quarto con il risultato fissato a 35-26 a 20 minuti dal termine. La ripresa si apre col canestro di Miani, replica il solito Matrone con una schiacciata a 2 mani. Gara che nella seconda metà è equilibrata e appassionante, con 2 squadre che mettono sul parquet ogni energia per superarsi. Resta decisivo l'ultimo periodo, ma ancora errori in difesa e imprecisione in attacco portano il finale sul 74-59 con Taranto che si porta meritatamente sull'1-0 ma cavalca un parziale di 15-4 partito con la sanzione comminata a Pillastrini. Curioso il divario di falli sanzionati dagli arbitri che hanno diretto con piglio la gara ma fischiando 17 falli più un tecnico contro la Gestecco e 7 infrazioni ai locali. Domani gara 2. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.